Buonasera e ben trovati in Fatti Nostri, l'attualità vista da nord-est e come avete visto dalla sigla un sottotitolo che vi avevo promesso già dalla settimana scorsa, Governatore per un'ora. Che cosa significa? Significa che noi a partire da questa sera per le prossime settimane, i prossimi venerdì, ma dalla settimana prossima anche il giovedì, vi porteremo in studio un possibile governatore, un'ora, poco più, insieme a noi, insieme a voi, per raccontare quali sono i suoi progetti per il Veneto del futuro. A fine mese si voterà appunto per la nuova amministrazione regionale del Veneto, ci saranno anche altri appuntamenti elettorali, ma noi ci soffermiamo su questo per appunto incontrare, farvi conoscere i candidati alla presidenza della Regione Veneto o, come si dice oggi, governatore del Veneto. Io giusto proprio un saluto iniziale ai telespettatori naturalmente e agli ospiti che abbiamo questa sera e soprattutto al nostro carissimo amico Edoardo Pittalis a cui passo il microfono e che vi accompagnerà, ci accompagnerà in questa avventura politica, di riflessione anche politica, indipendentemente poi da come andranno le cose, sarà anche un'occasione per fare il punto su alcuni temi fondamentali che ci stanno particolarmente a cuore, insieme ai candidati governatori che per un'ora diranno che cosa farebbero da governatori. Edoardo, a te la parola. Buonasera a tutti, ben trovati. Come ha detto prima Feltrin, governatori per una sera. Insomma, tutti i candidati alla presidenza della regione verranno qui, uno per uno, sono 7, di schieramenti diversi, con ambizioni diverse, con sogni ovviamente differenti. Tutti i governatori almeno per una sera si sentiranno presidenti. È un modo per conoscerli, per capire che cosa propongono, per sentire le loro idee, insomma per saperne di più. E il primo ospite, il primo aspirante governatore che è con noi è Silvano Polo, Buonasera. 60 anni, veronese di Soave, in politica da 16 anni, è stato sindaco di Soave di San Bonifacio per 2 legislature, è stato dal 94 al 98 e poi ancora dal 2004 al 2009, quindi ha una esperienza politica di amministratore. Ora tenta l'avventura regionale e sarà lui a presentarsi, sarà lui a dirvi che cosa lo ha spinto in politica subito dopo il break pubblicitario. Grazie. Siamo tornati in studio con il governatore per una sera. I nostri telespettatori possono intervenire mandando un SMS che sarà letto qui in studio, il numero lo potete vedere in sovraimpressione. L'ospite di questa sera è Silvano Polo, si presenta con uno schieramento tutto suo, è la prima volta che questo schieramento viene presentato alle regionali. Polo, qual è lo schieramento e che cosa porta dietro? Beh, diciamo che la nostra è una proposta molto provocatoria, perché si ritiene che in quelle che sono state le esperienze di questi 16 anni in cui io ho fatto politica, ma in cui hanno vissuto anche gli altri, le novità che erano rappresentate originariamente dalla Lega, cioè da una maggiore attenzione a quelli che dovevano essere i problemi e diciamo, i bisogni del nord-est, in particolare del Veneto, perché il Friuli e Trentino Alto Adige sono già regioni autonome o province autonome a statuto speciale, per cui godono di privilegi sicuramente sotto il profilo amministrativo consistenti. Ecco, dobbiamo dire che siamo qui e abbiamo visto sempre più peggiorare la situazione finanziaria del nostro territorio, al punto che ha pregiudicato in maniera sicuramente forte quella che era la disponibilità per il welfare in generale, che è il primo dei settori che soffre quando vengono a mancare le risorse finanziarie di un ente locale come è il comune, ma in generale anche la regione e la provincia. E sotto questo profilo, evidentemente, se uno si chiede le ragioni di perché di questo degrado, di questa diciamo, involuzione, ci si accorge che non è perché noi non produciamo più o non abbiamo più prodotto cavato la crisi che è scoppiata da un anno che ci ha interessato tutti, anche noi,
ma perché evidentemente non ci vengono restituiti in maniera più equa quelli che sono le risorse che noi paghiamo in tributi e tasse. Adesso cerchiamo di capire meglio chi è Silvano Polo. Lo presentiamo con un filmato che è stato girato nella sua casa, proprio dentro, nelle stanze dove Polo si muove. Il filmato è stato realizzato da Valentina Voi e Martina Acazzi ed è la stessa Valentina, è qui che raccoglie i vostri SMS. Vediamo questo filmato. Siamo a Soave, in via Mazzini, uno dei padri del Risorgimento italiano. Siamo alla ricerca della casa di Silvano Polo, candidato alla poltrona di governatore del Veneto per la lista I Veneti. Andiamo a cercare la sua abitazione. C'è un dettaglio che ci fa intuire che forse l'abbiamo trovata. Sotto il segno di San Marco, come quella pubblica, anche la vita privata di Silvano Polo è legata a Venezia. A partire dal leone, presente sul simbolo della sua lista, ma anche in varie forme nella sua abitazione. E continuando con la sua famiglia, nella quale si ritrova uno zio pittore di nome Marco Polo. Sarà lui ad avergli trasmesso la voglia di esplorare l'Oriente? A 26 anni Silvano Polo lavora tra Hong Kong e Singapore e da quei viaggi porta a casa ricordi che ancora oggi danno alla sua casa un tocco esotico. Tra le suppellettili spiccano centinaia di statuette di elefanti, di tutte le dimensioni, di tutte le fogge, un animale dalla lunga memoria. Silvano Polo vive in una ex casa popolare, ora ristrutturata, con la moglie Donatella, con la quale è sposato dal 1973, e con cani e gatti. E sono le parole della moglie a farcelo conoscere nella sua dimensione più intima. Signora Donatella, un pregio e un difetto di suo marito. Raccogliere in 2 parole è un po' difficile su una persona così complessa. È una persona indubbiamente stimolante e in contrasto direi che sa essere anche monotematico, e spiego perché. L'assurdo dell'essere stimolante e monotematico. Monotematico perché è proiettato continuamente alla ricerca di problematiche e ovviamente alla soluzione delle problematiche. Questo diventa alla fine anche un pregio. Soluzione che Silvano Polo cerca anche nei libri. Laureato in sociologia, possiede una libreria composita che lo aiuta nel suo lavoro di amministratore di società, inserito in un grande gruppo industriale veneto, ma anche nella riflessione personale, che lo ha portato, continuando ad essere cristiano, a credere nella reincarnazione. Mens sana in corpore sano. Lo sa bene Silvano Polo, che coltiva tuttora la passione per il basket e per seguire questo sport, ed in particolare il campionato americano, eccezionalmente posa i libri e accende la televisione. Allora, abbiamo visto una scheda abbastanza originale, Polo che crede nella reincarnazione, ma quel capo indiano che si vedeva è quello nel quale... No, diciamo che quello è un regalo di mio nipote che è stato negli Stati Uniti, dove si trasferirà a lavorare prossimamente. Diciamo, questo fa parte un attimino dell'arrivo di un ragionamento razionale, perché gli studi di sociologia mi hanno portato anche a studiare le religioni, la filosofia delle religioni, le scienze, e quindi come tale. Ma in che politico sarebbe reincarnato? Come? In che politico si sarebbe reincarnato? No, diciamo che non ci sono tracce, non ci sono prove, per cui diciamo non sono stato neanche un politico in passato. Lei ha visto all'inizio c'era via Mazzini, sì. Quindi Risorgimento. Per arrivare ad oggi, lei è nato politicamente, mi pare, nei primi anni 90, subito dopo Tangentopoli. 1° marzo 94. Quindi con Tangentopoli nasceva anche il politico Polo. Era della Lega, poi è passato alla Liga. Questo schieramento di oggi, Veneti Indipendenza, a chi si ricollega? Si ricollega alla storia della Serenissima. È indubbio che noi abbiamo un retaggio di 1000 anni di storia di una Repubblica che è stata praticamente come organizzazione di sistema invidiabile ancora oggi. Era sicuramente aperta, era una Repubblica che era una società che integrava chiunque, aveva rapporti anche con quelli con cui si combatteva. Non era particolarmente fideista, nel senso che lasciava appunto una grande libertà, però nei rapporti, chiamiamoli così, civili, era estremamente inflessibile. Il magistrato alle acque che non si comportava secondo i dettami veniva ucciso. Cioè abbiamo i processi, il Doge veniva eletto ma poteva anche ovviamente subire anche lui la condanna. E oggi che cosa succederebbe?
Questa è una bella domanda perché ecco, solo avere da noi l'usanza, diciamo così, musulmana di tagliare la mano al ladro, non so quanti avremmo che potrebbero andare in giro con un paio di guanti, tanto per dirle, perché purtroppo... Però senza ovviamente andare a ripercorrere questo, è un dato di fatto che noi abbiamo una cultura nel nostro popolo, visto che siamo popolo veneto, siamo considerati popolo veneto all'articolo 2 dell'attuale statuto del 71, siamo l'unica regione il cui abitanti vengono definiti popolo. E sotto questo profilo evidentemente io ritengo che, specialmente per le mie esperienze, perché non le ho raccontato che mi sono iscritto alla Lega Nord il 1° marzo del 94, dopo 5 anni di un'esperienza di capo area del centro-sud per una multinazionale, per cui io mi sono reso conto di una disparità, di una diversità proprio di cultura, di modi di vivere, di tradizioni, eccetera, che difficilmente potrebbe considerarsi compatibile in una logica, diciamo... Prima di far vedere ancora un filmato sempre realizzato da Valentina Voi e da Martina Agazzi, un filmato in cui abbiamo chiesto a ogni candidato di portarsi uno sponsor e poi sentirete lo sponsor di Polo. Volevo farle una domanda, ma a 150 anni dalle celebrazioni fra poco dell'Unità d'Italia, ha ancora un senso rivendicare questo tipo di indipendenza? Potrebbe sembrare anacronistico, però l'articolo 117 della Costituzione, modificato nel 2001, il titolo quinto, parla di Europa delle regioni. E quello che è il fermento che si sta sentendo, per chi ovviamente è attento a questi tipi di rumors, chiamiamoli per usare un termine borsistico, e cioè possiamo dire Catalogna, ma la Scozia che prossimamente andrà a un referendum per staccarsi completamente, è chiaro che rimarrà in un contesto europeo perché l'Europa è un nuovo livello che non esisteva 20 anni fa, oggi invece è un livello istituzionale con cui fare i conti, che ha inevitabilmente declassato la figura dello Stato, lo Stato-nazione come poteva essere l'Italia, tenendo conto, non so, che la Germania è già uno Stato federale che aveva già aveva già una suddivisione e non a caso si trovano meglio di noi e probabilmente anche della Francia in questo contesto perché c'era più rispetto per quelle che erano queste specificità, queste differenziazioni che avevano fra un land e l'altro. Ci torniamo fra poco proprio su questo concetto di Europa, di indipendenza, di regioni o macro regioni. Vediamo adesso cosa dice lo sponsor di Polo. Impegnato in politica dal 1994, Silvano Polo vanta una lunga esperienza amministrativa come sindaco di San Bonifacio. Ed è Mariano Mariotto, suo assessore ai servizi sociali, a tracciarne un profilo politico. È onesto, è preparato, è capace di dialogare, ma non di fare l'artigiano del compromesso. Dal punto di vista personale, Polo credo sia una persona esigentissima, al punto da far male anche a se stesso. Esige tantissimo e lui, quando mi ha offerto la possibilità di collaborare in amministrazione, ha fatto scattare in me la convinzione di accettare questa sfida. Se volete amare il grande mondo, dovete imparare ad amare il piccolo mondo, la vostra terra. Ecco il discorso, il pensiero che sta alla base di questa esperienza, che è incentrata nella volontà di conoscere molto attentamente i problemi che sono del Veneto, della nostra realtà locale, ma non per chiudersi in una trincea e essere avversi a chi sta in un'altra condizione fuori da questo localismo, ma imparare ad amare questo luogo per saper interagire anche con altri luoghi. Ci vuole parlare di un progetto che avete portato avanti insieme? Sì, tutto il programma dei servizi sociali ha dato una impostazione nuova. C'è stata una volontà di utilizzare le risorse, come dicevo, in maniera alternativa a quella fino allora praticata che si fissava sull'assistenzialismo. C'è stato il tentativo di promuovere l'integrazione. Uno dei problemi, per esempio, forti che emergono, incontrando i bisogni della gente, con cui bisogna fare i conti, è il problema della casa, che Polo ha intravisto in una possibilità, quella che il Comune si facesse carico, in prima persona, di stabilire con degli enti creditori, delle banche, la possibilità di incamerare i fondi necessari per costruire alloggi popolari che poi, curandone una graduatoria, sono stati distribuiti a cittadini che ne avevano bisogno. Questi si sono trovati quindi ad avere giovani coppie, soprattutto persone anche donne sole o ragazze madri, eccetera, che avevano la possibilità di avere subito un alloggio, quindi
orientando diversamente il destino della loro vita, e questo tipo di intervento è stato fatto con prezzi accessibili alle possibilità di ognuno di questi nuclei familiari. Ha dato il segnale di una possibilità alternativa di rispondere a quel problema della casa. Allora, il suo assessore diceva: non chiedetegli di fare l'artigiano del compromesso. Cosa vuol dire? Vuol dire che Ma purtroppo... la politica è l'arte del compromesso? Sì, lo so, ma è un po' debordata. Oggi è diventato clientelismo. Cioè non ho timori a dirle, proprio perché nella mia esperienza di sindaco che è stata citata, sono stato sindaco di un movimento Liga Veneta Repubblica monocolore nel Veneto, in un comune con più di 15.000 abitanti, unico caso da sempre di monocolore. Evidentemente senza falsa modestia, perché avevo ancora un gruppo di persone che ci eravamo rimessi insieme dopo 10 anni della prima esperienza, che era stata 10 anni prima con la Lega Nord dal 94-98. Il problema qual è? Che quando noi non eravamo né di destra né di sinistra, essendo un movimento ovviamente, un'amministrazione fuori da quelli che erano gli schieramenti tradizionali, ci siamo visti boicottati e a non ottenere nessun contributo neanche per fare, che dico, la caserma dei carabinieri, piuttosto che, non so, le 2 rampe che mancavano di un cavalcavia, che di solito è il Veneto Strade, che costruisce nell'ambito della regione la viabilità sovracomunale. Questo perché? Perché evidentemente gli assessori utilizzano il denaro che dovrebbe arrivare in tutti i comuni, specialmente uno come il nostro che è un centro di comprensorio, perché gravitano circa 100.000 persone intorno a San Bonifacio, lo usano e usano il denaro pubblico per fare ovviamente questo tipo di clientelismo e ingraziarsi questa piuttosto che quella amministrazione. Questo dimostra intanto il più grande difetto dell'amministrazione italiana, della pubblica amministrazione italiana, e cioè la iniquità, al punto che il mio comune si trovava ad avere 125 euro di trasferimenti dallo Stato per abitante pro capite, quando la media del Veneto è 2,10, il comune di Verona, a me vicino 20 km, è 3,30, Napoli 650. Ora, lei capisce che a questo punto uno si domanda: ma per quale motivo io dovrei ottenere, diciamo, anche questa differenza, queste minori risorse rispetto al mio vicino? Quali sono le ragioni per cui io sono così vituperato o altro? E devo dire che a questo punto, nel 2009, quando nel 2008-2009 ci fu il famoso movimento dei sindaci del Veneto che chiedevano che il 20% dell'IRPEF rimanesse sul territorio nei comuni, quindi superando probabilmente anche tutti i vincoli d'amblè del patto di stabilità, ecco, fu bocciato in Parlamento proprio da questo governo di centrodestra nel 2009, di cui faceva parte anche la Lega. Ora, uno si chiede: ma scusate, stiamo parlando del Veneto, stiamo parlando di interessi, soldi che sono qui, l'IRPEF è prodotta qui, è un dato oggettivo che dice il 20% sarà uguale per tutti a seconda delle capacità ovviamente reddituali. Perché non si deve avere uno strumento oggettivo senz'altro più giusto? Io credo che un discorso del genere lo faranno tutti e 7 candidati alla presidenza, perché ognuno cercherà di portare non l'acqua ma le tasse al proprio mulino. Ma dal discorso di prima veniva fuori una frase, quella della difesa del piccolo mondo, grande o piccolo che sia, ma non finisce che anche questo piccolo mondo diventa così antico che non serve più difenderlo. È bene ricordarlo, ma non si proietta sul futuro. Beh, diciamo che oggi con un cellulare alimentato magari con una batteria solare, anche se non c'è una presa di corrente nei dintorni, sono su una montagna e posso collegarmi con tutto il mondo. Quindi vorrei dire che siamo in una fase post-industriale così definita, una società differenziata, complessa, post-industriale, di cui nessuno sa disegnare quali saranno gli equilibri futuri, perché questo è il grosso problema. Oggi la produzione che è stata inquinamento, che è stata praticamente imbarbarimento, che è stata anche differenziazione sociale per tanti versi, perché e non è che costi poco, specialmente in Italia, perché questa sera hanno fatto vedere la Fiat in Polonia cosa produce, cosa costa un operaio, e la Polonia è nell'Unione Europea, faccio presente, quindi siamo in una concorrenza più che legalizzata a questo punto, a scapito di Termino Imerese o delle altre fabbriche. Diceva che quello stabilimento in Polonia fa più delle 5 fabbriche che ha la Fiat in Italia, quindi signori lascio il quesito sul tavolo, non è che io sia qui per risolverlo, però io sono convinto che se troviamo l'equilibrio di un territorio ovviamente
grande o piccolo che sia a seconda delle risorse che ha. Questo equilibrio, assommato agli equilibri degli altri territori vicini, è una legge meccanica, la somma degli equilibri è l'equilibrio. Quindi ognuno dovrà trovare, in base alle sue specificità, alle sue caratteristiche, qual è l'equilibrio che gli conferisce. Può essere il turismo, può essere la produzione, può essere... e del resto negli Stati Uniti abbiamo Nashville da una parte e avevamo Silicon Valley dall'altra, cioè la forma di Yuppie, no? Che avevano portato Nashville a, diciamo, una forma di gestione di questa cittadina, piuttosto che, per cui voglio dire... Prima di fermarci per un'altra pausa pubblicitaria, volevo farle una domanda. Non è che oggi la politica, anche nel Veneto, si sia dimenticata che c'è una crisi e che lo scenario che troverà anche dopo le elezioni non sarà più riconoscibile? Certo, sono perfettamente d'accordo. Infatti lo studio di Confindustria dice che dovremmo pensare a un nuovo tipo di rapporti sociali, ma di società, solo che in questo momento nessuno sa quale sarà, perché non è che noi questa esperienza che stiamo vivendo storicamente la possiamo ripensare come la crisi del 29 e credere che quelle soluzioni oggi possano essere proponibili, perché non è vero che si possa crescere all'infinito e tutte le aziende hanno invece l'incremento rispetto all'anno precedente, così come anche il nostro PIL, come anche il nostro costo della pubblica amministrazione, come il costo di chiunque probabilmente, e quindi questo ci costringerà a fare dei ragionamenti di altra natura. Ecco, a proposito di crisi, ho visto nella sua biografia lei giocava a basket, Sì, ha giocato ancora. in una società che si chiamava Glaxo. No, non ho giocato nella Glaxo, No. sono stato responsabile del settore giovanile della Glaxo per 5 anni. Cosa significa oggi Glaxo? Ieri era sponsor di squadre di basket e oggi è sponsor di che cosa? Le do la mia opinione. La Glaxo è una multinazionale, in quel momento là c'era un amministratore che si chiamava Mario Fertonani, illuminato, che ha portato lui a Verona il centro ricerche, che ha costruito quel popò di stabile che lo si vede a fianco all'autostrada quando si va a Milano. E quindi paradossalmente una grossa società così è stata in un certo senso condizionata in senso benevolo per il nostro giudizio da un uomo. Vuol dire che gli uomini hanno secondo me la intelligenza, la capacità e la forza di poter trovare delle soluzioni, quelle che citavamo probabilmente prima. Non è stato sufficientemente detto, ma le case fatte a costo zero dal comune di San Bonifacio, 24 alloggi, non uno, e per un comune di 20.000 abitanti significherebbe che non so, Padova dovrebbe farne 400, e vendute quindi a chi è andato ad abitarci dentro, con punteggi preferenziali a giovani coppie e donne sole con prole, che è un altro target debole che si trova, bastava 6.000 euro di reddito all'anno, a 200 euro al mese un bilocale, 50 metri quadri, e 300 euro al mese un trilocale, 75 metri quadri, nessuno è venuto a chiedere informazioni, a vedere come è stato possibile fare a costo zero per il comune. Ecco, io francamente sono rimasto abbastanza stupito di questo, perché nel privato di solito si cerca di scoprire i segreti di chi è riuscito a fare qualcosa di buono. Ancora una domanda, quanti immigrati ci sono a San Bonifacio? A San Bonifacio c'è il 20% di immigrazione, calcolando i domiciliati, che sono una cifra rilevante, e aggiungendo il 17% di residenti. Abbiamo 20.000. Quindi una percentuale più alta rispetto alla media anche veneta. Sì, molto più alta. E l'integrazione? L'integrazione non ci sono mai stati problemi, perché il comune è sempre stato attento a certe situazioni, ma dopo anche perché, posso dirle, abbiamo un comando di compagnia dei carabinieri che è locale. Prima della mia fine mandato, fine legislatura, è stato messo un servizio di videosorveglianza costruito con dettami da azienda privata e quindi con una certa logica, perché si erano verificati anche dei casi di aggressione a persone anziane, a persone sole, e quindi c'era questa esigenza, con 81 telecamere, con un criterio di porte, che tutte le macchine che entrano sono registrate le targhe, se sono quelle segnalate non sto qua adesso a spiegarvelo, però sotto questo profilo è però chiaro che con questa crisi noi avevamo introdotto anche un pacco alimentare, avevamo studiato con l'Università di Bologna e la Caritas, no, non era la Caritas, dopo mi verrà in mente l'associazione di Verona, un pacco alimentare che 2 persone vivevano per 15 giorni, con 25 euro. E davamo questo buono e si poteva andare dal grossista convenzionato che aveva fatto il bando
E questo era... Ed era per i cittadini di San Bonifacio. Era sì, per i servizi sociali, certo. Ecco, era perché evidentemente poi la nuova amministrazione ha soppresso questo tipo diciamo, di scelta ed è tornata a dare, diciamo... Va bene, riprendiamo tra poco, ci fermiamo per la pubblicità. Siamo tornati in studio con Silvano Polo. Mi ero dimenticato di chiederle, lei tifa per Chievo o per Verona? Mi è più simpatico il Chievo, perché no, non sono un grande tifoso di calcio, ma noi facciamo a San Bonifacio un torneo giovanile sponsorizzato dalla società Ferroli, lo diciamo perché è, diciamo, giovanile, proprio a cui partecipano anche squadre inglesi da tutta Europa. E un paio di occasioni ha vinto il Chievo, cioè i giovani del Chievo. Siccome il Chievo c'è una, non so se i padovani lo conoscono, ma quella volta che uno disse il Chievo andrà in Serie A, prima sarà il Mussi che vola, no? È il famoso detto, difatti loro l'hanno messo come simbolo. E allora quella volta abbiamo detto i Mussi hanno volato un'altra volta perché hanno vinto un torneo internazionale i ragazzi di 16 anni, per cui ecco, c'è questa simpatia di una piccola squadra che tutto sommato è rimasta una borgata, perché dove le famiglie andavano a vedere il calcio, la partita di calcio con i figli, cioè una cosa che ha fatto anche scalpore una decina di anni fa all'inizio, diciamo, del fenomeno. È un fenomeno che dura ancora e anche bene, dura ancora. È un'isola positiva in un calcio molto diverso, per ricchezza. Con quel presidente lì... Senta, prima di ascoltare cosa pensa la gente, cosa vorrebbe la gente da un presidente della regione, mi dica, lei se potesse fare una cosa da presidente, la prima, che cosa sarebbe? O da governatore, come si dice? Ma guardi, io sono un amministratore, mi sono sempre considerato un amministratore, ho sempre fatto i conti prima per vedere se ci stavamo dentro. Ecco. La prima cosa che farei è valutare il costo della pubblica amministrazione della regione per vedere se è proporzionato a quelli che sono ovviamente il PIL della regione, perché dobbiamo ragionare ormai in termini paritetici. Queste sono le mie entrate e queste devono essere le mie uscite. Ora, se calcoliamo che abbiamo un fabbisogno ormai statale che parla di 800 miliardi di euro su 1500 di PIL che è anche calato adesso con il calo di questo 2009, abbiamo un fabbisogno di una pubblica amministrazione che incide per quasi il 60%. Ora, con tutto il rispetto di chi, ovviamente, di questi 3.611.000 dipendenti della pubblica amministrazione, io credo che sia enorme il peso di una pubblica amministrazione su quelle che sono invece le spalle oppure di questo le si schiene. rifletterebbe anche sul personale della regione, certo. Gli enti pubblici qui. Certo. Ora, sentiamo cosa dice la gente. Valentina, dove avete fatto queste domande? Sono stata girata a Soave. È già arrivata qualche sms? È già arrivato qualche sms, alcuni sono in lingua veneta, altri sono in italiano e a parte quelli che sostengono il dottor Polo ne abbiamo uno che dice che servono più politici di qualità e non pseudo imprenditori. Bene, vediamo il filmato. Cosa chiede la gente a un presidente della regione? Meno tasse, per favore, meno tasse, non ne possiamo più, basta. Un Veneto nuovo, competitivo, lo è già adesso, che non ci sia disaccordo con extracomunitari, eccetera. Più possibilità per i giovani, più giovani di grandi aspettative e più appunto opportunità. Continuare l'andamento degli ultimi 20 anni con Galan, col nuovo governatore. Wow. Beh, innanzitutto meno tasse, sicuramente, più sicurezza per tutti, che dire che aiuti un po' veramente gli italiani perché ne abbiamo avuto bisogno, che non torturi i piccoli imprenditori, perché alla fine paghiamo solo noi e manteniamo tutti gli altri che stanno comodi in poltrona. Facciamo più ordine con gli extracomunitari, soprattutto. Più vantaggi per i giovani in generale, dai piccoli imprenditori agli studenti
Mi aspetto un po' di chiarezza e mi aspetto meno tasse, soprattutto quelle comunali, regionali, tutte quelle cose lì. L'Italia sembra un assalto alla diligenza. Adesso tutti vogliono saltare sopra, mangiare più non posso. Non lo so, è un momento adesso di crisi che non abbiamo neanche il tempo di pensare alla politica. Dobbiamo pensare a arrivare a fine mese. Il governatore che non fece più rubare i politici. La sanità e dopo la viabilità e quella roba lì, insomma. Sul lavoro penso più che sia il problema. Io spero che ci siano miglioramenti un po' in tutti i campi, nel lavoro soprattutto, perché è un po' il problema generale, insomma. Siamo ancora una regione forte, quindi speriamo di continuare in positivo. Bisogna guardare un po' quelli che hanno meno possibilità. Che faccia più l'onesto e che fuori di piedi tutti quanti cambiarli tutti. E di far lavorare tutti, specialmente la delizia, che io sono un impresario, no? Abolire un po' l'ICI e tutte quelle cose lì che c'è. L'IVA abbassarla, così tutti denunciano il vero. Allora, avete sentito, tasse, sicurezza, corruzione, immigrati, giovani. Piero Fagan è segretario della Federazione Pensionati della CISL di Padova. Lei che cosa chiederebbe? Allora, io vorrei parlare della legge sulla non autosufficienza recentemente approvata dal Consiglio regionale. Lei sa che hanno lasciato alla prossima giunta decidere come finanziarla, come erogare i fondi. Ecco, io vorrei sapere da lei cosa ne pensa di queste cose, come finanziarla, come la legge per la non autosufficienza. Sì, Naturalmente sono circa 50.000 nel Veneto e si dividono a metà, 25.000 ricoverati in strutture e 25.000 accuditi dai familiari a casa. Ecco, come il programma di erogazione di questi fondi, come lei intende, ma soprattutto il finanziamento. Noi avevamo chiesto che venisse fatto un finanziamento strutturale, non una volta all'anno durante il bilancio, come è stato fatto quest'anno con i famosi 15 milioni. Grazie. Quindi un grosso problema che è quello, non solo quello degli anziani, ma soprattutto degli anziani non autosufficienti e dell'intervento pubblico. Allora, le dico subito che intanto qui c'è un grosso interesse rappresentato da tutte le case di riposo, da tutte le IPAB, no? Che ci sono nel Veneto, in quanto non è ancora stato recepito quello che invece è stato recepito in Emilia-Romagna e Lombardia, che un anziano, o meglio una persona non autosufficiente, acquisisce il diritto di essere non autosufficiente, ha un ticket, e questo ticket, che sarebbe il riconoscimento del suo status, lo va a spendere dove ritiene opportuno, presso cioè quella struttura che lui sceglierà. Qui invece non è così. Nel Veneto abbiamo che i posti vengono assegnati a delle strutture, le quali sono la metà, come è stato detto, l'assessore Valdegambri per la verità ha detto che sono 50.000 quelli a casa e 27.000 quelli, quindi sarebbero 75.000, non 25-27, però probabilmente può darsi che si sia sbagliato lui, se non il nostro intervistatore di adesso. Cosa vuol dire? Vuol dire che chi va in una struttura teoricamente sa già che deve andare là, quindi io sto in un certo senso gestendo un mercato, uso un termine antipatico ma è così, di questi posti nelle case di riposo, che costano 3.500 euro al mese, perché questa è la cifra più o meno che costa, pagano 70 euro al giorno di quota alberghiera, 1.300-1.400 sono gli euro invece che paga la regione a chi è dentro come quota sanitaria. Ora io mi domando, se 3.500 al mese per una persona non autosufficiente in struttura, quando abbiamo dei capifamiglia con 3-4 figli che magari ne pigliano 1.400-1.500, se c'è una, come si dice, un buon senso in questa visione di dove vanno le risorse, cioè, detta come l'ha detta il mio assessore, qui c'è un grosso affare sotto, perché primo non c'è uguaglianza di diritto di democrazia da parte dell'autosufficiente che è a casa sua, per quello non piglia niente. Perché è stato anche un problema attivare l'assegno per le badanti. Io ho fatto uno sportello per le badanti, ancora 5 anni fa, per poter dare la possibilità ovviamente che, perché questa era la soluzione più economica, in quanto una badante in regola, a parte che qualcuno ha detto dovrebbe lavorare 8 ore, così colà, perché abbiamo avuto poi una sorta di polemica sindacale, no? Beh, in realtà è in casa, non è che stia lavorando,
sta accudendo una persona, poi sono persone ovviamente che vivono anche in casa, che sono 1.100 euro costa al mese una badante in regola, 200-300 euro per vivere, visto che la casa, l'alloggio c'è già. Che si risparmia. Ecco, avete già capito quanti soldi si pagano, però non abbiamo risolto l'altro problema, perché in Emilia-Romagna e in Lombardia invece è il cittadino che decide dove andare e quindi automaticamente dando la possibilità che nasca un mercato concorrenziale fra le strutture che evidentemente ospitano o danno assistenza a questo tipo di assistenza, e quindi qui nel Veneto siamo in arretrato. Adesso passiamo dagli anziani ai giovani. Tra i problemi emersi dalle interviste c'è proprio quello dei giovani, quindi della scuola. Sentiamo Marcella Tabacchi, che è presidente dell'Agesh di Padova. Lei che cosa chiederebbe? Ma io volevo fare un po' un cappello e dire che le nostre scuole, le scuole cattoliche, sono presenti in modo capillare nel nostro territorio. E andiamo dalla scuola dell'infanzia alla scuola primaria, secondaria, alle scuole professionali. Noi genitori le abbiamo scelte perché crediamo nei valori culturali, nei valori di assistenza, di solidarietà e di attenzione allo studente, che gli sono tipici e propri. Crediamo però che debba essere avviato un procedimento che porti alla parità delle istruzioni, parità non solo di diritto ma anche economica. Allora sono a chiederle, il suo programma cosa prevede su questo tema? Questa è una polemica fondata che è sorta praticamente quando è stata data 5 o 6 anni fa, mi sembra, e si è cominciato a sostenere come Stato le scuole paritetiche, le scuole cosiddette private, che erano paritetiche. Allora, faccio l'esempio delle scuole materne, perché rende di più l'idea. La scuola materna pubblica al comune non costa nulla, perché la costruisce, ma poi dà in gestione l'edificio come fosse la scuola elementare al direttore didattico, lui la gestisce e si deve arrangiare lo Stato a pagare gli insegnanti e tutto il resto. Ci si rende perfettamente conto che se non c'è la scuola materna, ed era, non so, la parrocchia che aveva in quella anni passati, no? Quando aveva il famoso asilo, no? Gli asili, ecco, erano invece pagati, erano i genitori che dovevano pagare le quote per il mantenimento di queste strutture. Prima c'erano le suore, poi le suore sono scomparse, sono arrivate le maestre, gli insegnanti, abbiamo, e qui c'è un'altra questione di differenziazione, un numero di insegnanti diverse a seconda del tipo di scuole, perché a seconda delle fasce di età sono di più o di meno, però è sempre una questione economico-finanziaria. L'amministrazione, abbiamo anche noi la presenza di scuole, chiamiamole così, private, materne, pur avendo 3 scuole pubbliche materne. Per cui il comune dice, queste non mi costano nulla perché evidentemente sono pubbliche, cavato i piccoli soldi di manutenzione ordinaria che si dà. Là invece diamo 600, 700, 800 euro dall'uno, 1000 euro dall'uno supponiamo all'anno, no? Per contributo, oltre quello che riceve lo Stato. È chiaro che il comune deve fare anche un altro ragionamento. Bisogna vedere se in queste scuole vanno tutti, perché abbiamo oggi una società multietnica dove c'è l'aspetto confessionale e dove c'è la scelta praticamente della scuola pubblica. È chiaro che gli extracomunitari portano i figli nella scuola pubblica, dove c'è, voglio dire, e dove c'è invece questo, e quindi in una visione che deve fare i conti con i soldi, come le ho detto prima, la prima cosa che si taglia è welfare, quindi sono questi i contributi alle associazioni sportive, alle scuole paritetiche, perché è chiaro che... Ci sono SMS in arrivo? Ci sono altri SMS in arrivo, li potete vedere. Silvano Sei Grande, Presidente del Veneto, finalmente Bruno da Tiene. Ho dovuto tagliare l'SMS di una telespettatrice perché era un po' lungo, ve ne ho messa una sintesi ma ci tengo a leggerlo. Il mio affettuoso in bocca al lupo al dottor Polo. Un attimo che lo trovo. I miei voti augurali più convinti perché ho verificato la sua intelligente onestà, la sua capacità di delegare e lavorare con persone competenti. Le famiglie. Non le ho risposto fino in fondo, ma... Beh, no, volevo...
Allora, Maurizio Colangelo è il presidente del Forum delle Associazioni Familiari Venezia. Della provincia di Venezia. E, ecco, la domanda è questa. Noi siamo in un periodo in cui il PIL sta scendendo e difficilmente tornerà a crescere a breve. Al tempo stesso abbiamo visto che nel filmato alcuni rivendicano situazioni di vantaggio economico, riduzione delle imposte. C'è chi dice, ad esempio, gli imprenditori sono loro che vanno avanti alla fine la società. È possibile ridurre alcune fonti di spesa in modo significativo, essenzialmente nella spesa sociale? È possibile riformarle in modo tale da creare risorse da poi reinvestire altrove? E lei pensa che le reti di famiglie, specie quelle più solide, possono in qualche modo aiutare la riduzione della spesa sociale? Immaginiamo la famiglia che cura l'anziano nella propria casa. Posso fare la stessa domanda sotto un altro versante. Lei è stato amministratore di un paese significativo del Veneto. Ha avuto modo effettivamente di vedere se dove ci sono famiglie più solide, associazionismo familiare, c'è effettivamente questo aiuto e si può estendere anche a livello regionale questa politica? È possibile? Guardi, la prego di dare anche risposte un po' brevi così riusciamo a sentire tutti. Ho capito, mi ha fatto 4 domande, dovremmo stare qui 12 ore. Guardi, il volontariato è la forza con cui si mascherano tanti difetti nei bilanci comunali di tutta la regione, di tutti i comuni, perché la protezione civile sono sempre stati gli alpini, fino all'altro ieri in tutti i paesi, poi ci sono. Quindi le voglio dire, qui purtroppo molti politici di professione si nascondono dietro questo volontariato perché evidentemente fa comodo, però poi anche lì quando c'è bisogno di aiutare magari l'associazione di volontariato di tipo B per l'inserimento lavorativo, io sono volontario in una cooperativa per inserimenti lavorativi, dove volontario vuol dire do il mio tempo gratuitamente, non vuol dire che vado e cerco di trovare clienti che diano lavoro a questa cooperativa per cercare che questa cooperativa possa fare un fatturato. L'handicap rappresentato dal fatto che hanno dei portatori di handicap, che è stimato intorno al 30-35%, cercheremo di coprirlo in qualche modo, con un 5% gli stessi operatori che vengono pagati meno che non fossero dei dipendenti, un 5% il comune che dà un contributo perché gli costa meno che non mantenerli tutti a casa con un assegno, un 5% lo dà la provincia perché sono dei progetti educativi che sono orientati all'inserimento, un 5% lo dà lo stesso che dà il lavoro perché paga un 5% in più, non so se riesco a rendere l'idea, per coprire questo 30%. Quindi vuol dire che questo handicap lo si può trovare, però prima dobbiamo creare un sistema in cui queste persone o questa struttura possiamo misurarla, possiamo sapere di cosa ha bisogno. Se arriva al 70% per arrivare al 100 occorre il 30 andiamo a cercarlo da un'altra parte. E grazie ai volontari che ovviamente se non ci fossero loro non potrebbe neanche esistere la struttura. Lei mi ha parlato di come si fa a ridurre le tasse. C'è un libro uscito 15 giorni fa, reclamizzato da Luca Ricolfi, un sociologo di Torino, che ha spiegato che quegli 800 miliardi di fabbisogno, un 40% sono spreco, 40% di 800 miliardi sono spreco e disservizi e parassitismo. Si chiama Il Sacco del Nord, lui fra l'altro è di sinistra, quindi non è che stiamo qua a vedere di destra o di sinistra, ha condotto questa indagine dopo 2 anni di ricerche, ha fatto un libro, è abbastanza difficile nella comprensione, ma è stato presentato a porta, per se qualcuno l'ha visto un paio di settimane fa. Ora, un 40% dei 200 miliardi sono 320 miliardi. Voglio fare un nome, c'è un certo Balducci che è stato indagato, è stato arrestato, è un dipendente statale e ho letto sul giornale, ma io sono ricco di mio, faccio una dichiarazione di redditi da 2,5 milioni all'anno di euro. Un dipendente statale che fa una dichiarazione da 2,5 milioni di euro l'anno? Scusatemi, ma c'è qualcosa che non quadra più qui. La media di 3.611.000 dipendenti pubblici, la media della RAL, reddito annuo lordo, è 33.750 euro. Siccome la stragrande maggioranza non supera i 20.000 euro, dovreste pensare che vi sono quindi delle apicalità, dei manager che pigliano $500.000, ma a migliaia.
Questo è quello che ha buttato in rovina la nostra nazione Italia. Per cui, evidentemente, se non cominciamo ad andare a guardare la funzione di ognuno, nei 5 anni che sono stato sindaco ho ridotto di 20 persone l'organico, da 119 a 99. Quindi dal 2002 a oggi l'organico dello Stato è aumentato del 3%. Blocco per consentire anche agli tanto c'è ancora un sms? Ne stanno arrivando molti di sms, alcuni più sull'indipendenza, altri più sulla Lega, sulla Padania. Comunque questo sembra il tema predominante. Guglielmo Frezza, che è direttore della Difesa del Popolo. Questo dibattito che cosa Scusi, non ho capito, è... Direttore della Difesa del Popolo. Difesa del Popolo. Il settimanale diocesano di Padova. È un nome, mi scusi, il titolo è piuttosto... C'è anche la Voce del Popolo, che è un altro settimanale. Sì, no, ma la difesa, voglio dire... Difendiamo anche il popolo veneto. No, va bene, va bene. Sì, va bene. Quando sono nati i giornali cattolici, le leghe bianche erano... Sì, certo. Le faccio una domanda proprio su questo, visto che il suo partito si chiama Veneti. Sì. Ma chi sono per voi oggi i veneti? Il figlio di 2 immigrati che nasce in Veneto e crescerà qui, dal vostro punto di vista è un veneto? E che cosa ne pensa di quei veneti che invece dal Veneto vogliono andare via? Penso alla zona del veneziano di Portogruaro, ma penso anche alla nostra montagna di Asiago, della nostra diocesi, ai tanti referendum o iniziative che comunque sono nate in questi ultimi anni. Cortina, Lamont, tutti. Beh, intanto, allora, tutti vogliono andare via per una questione economica. Se uno stesse bene, di sicuro non andrebbe via. Quindi bisogna domandarci perché quello è povero, o perché, diciamo, tanto per cominciare. Io non credo che il Veneto sia una regione povera, anzi tutt'altro. Uno va via per tanti motivi. Io potrei andare via da questa regione, da questa nazione, perché ormai mi rendo deluso, perché Prezzolini è andato via dall'Italia, è andato in Svizzera, quando ha detto io non accetto questa nazione che ragiona in una maniera così poco obiettiva, così poco razionale, così poco intelligente, ma solo affari, mezzucci, la mediazione, il bizantinismo, tanto per usare un termine. Quindi io non voglio entrare adesso in questo giudizio. Io sto dicendo che ha parlato di chi sono i veneti. Il Veneto è un immigrato anche di colore, perché quelli che sono di carnagione chiara si confondono. Io nel 1996 a San Bonifacio, visto che era un altro partito, per cui non abbiamo segreti, ero della Lega, allora ho fondato l'ACERS, ho fatto nascere l'Associazione Cittadini Extracomunitari Residenti a San Bonifacio. C'erano 12 etnie, 7-8 confessioni religiose, non è funzionata, perché erano tutti di colore, in quanto quelli caucasici, chiamiamoli così, non trovavano conveniente e quindi lasciamo stare l'esperimento come fu. Fu riconosciuta dalla Regione, sapete che ci vuole 2 anni per essere riconosciuta dalla Regione, fare dei progetti, e quindi voglio dire che è stata fatta un'esperienza anche per cercare di aiutarli, di dargli una forza, come diciamo, per poter rapportarsi alla pubblica amministrazione. Io dico che la legge dice che dopo 10 anni uno può chiedere la cittadinanza, quindi io ritengo che questo è Veneto, dopo 10 anni si è integrato. Uno che nasce, non sono d'accordo con lo ius soli, uno nasce perché per diritto di nascita già, no, deciderà quando ha 18 anni, deciderà lui cosa vuol fare, anche perché non sappiamo come sarà educato. So benissimo che ci sono tanti figli di stranieri che parlano il dialetto veneto come i nostri, magari anche meglio di nostri, perché nelle città magari il dialetto non lo si parla perché fa poco fino, però voglio dire, non c'è niente di più bello che vedere i bambini quando sono piccoli, come vanno d'accordo e come non vedono il colore della pelle così. Diverso è quando ci si trova invece che a dialogare con loro si vede che c'è una diffidenza, ma anche dalla loro parte, non dalla nostra, che siamo in realtà gli indigeni, siamo noi che li abbiamo accettati e accolti. Quindi la domanda che lei mi fa non è che qui, perché siamo veneti, questa intanto è un simbolo nato per queste elezioni, perché qui all'interno ci sono 6 gruppi, avrebbero dovuto essere molti di più. La mia speranza è che un domani nasca veramente un partito dei veneti, perché sotto il profilo politico
ci vuole un partito territoriale che difenda il territorio. La migliore dimostrazione è la Südtirol Volkspartei, no? Che sta con chi governa in via di massima, ma ha un controllo del territorio per la quale ottiene sempre qualcosa per tutelare i propri interessi. Ecco perché dico, non capisco perché un Veneto ricco, tutto sommato, di gente laboriosa, di gente che non è mai sulle cronache della stampa per quanto riguarda essere stata in questo e in quello scandalo, se non rarissimo, credo che non sia, ma gente tutta che lavora e che si vede vessata, che si vede vituperata. Abbiamo migliaia di cose da dire. Spiegatemi perché uno ha citato l'IVA, perché un comune deve pagare l'IVA, come se fosse un utente finale, sulle sue opere pubbliche. Cioè tutti la recupera e il comune... Cioè, voglio dirvi, c'è bisogno di rivedere un'amministrazione, perché abbiamo ancora un'amministrazione che per me è datata e non è più moderna e quindi ci impedisce di andare incontro ai bisogni della gente. Vediamo di sentire anche gli altri interlocutori, intanto vediamo se c'è ancora qualche sms. Alcuni sms si focalizzano più sulla questione della Padania, altri invece rivendicano il Veneto come uno Stato, un'entità indipendente rispetto alla Padania. Un telespettatore ci scrive invece della mafia, dice che la mafia fa parte della nostra cultura, quanto dice un prete del Sud. Lieta Zanata, giornalista del Treviso, del gruppo Epolis, un quotidiano, cosa vorrebbe chiedere? Io ho visto che si rifà all'eredità lasciataci dalla Serenissima. La Serenissima ci ha lasciato diciamo, un patrimonio artistico, storico, culturale, ma soprattutto paesaggistico. Se guardiamo invece come abbiamo ridotto noi, il Veneto, negli ultimi 30 anni, possiamo dire di aver sperperato questo patrimonio che ci è stato lasciato e abbiamo un territorio sul quale ci muoviamo, viviamo, ma che è anche attrattiva turistica. Cosa vogliamo lasciare ai nostri, voglio dire, figli? Che tipo di territorio? Cosa possiamo fare per salvare quello che invece stiamo man mano risicando tutti i giorni? Questa è una competenza prettamente regionale. Quindi come tale il risultato è la responsabilità di chi ovviamente ha governato fino ad oggi. Cioè non posso ritenere che si è parlato di PTP, cioè i famosi piani territoriali provinciali che facevano 3 volte la navetta fra, che dico, Verona, Venezia per trovare... Del resto ogni paese ha voluto la sua zona industriale. Un paesino di 3.000 abitanti aveva bisogno della sua zona industriale, cioè non sapendo che probabilmente se si faceva il distretto si sarebbe riusciti ad essere, come si dice, più economi nella gestione appunto di questo territorio, perché che ogni paese abbia la sua zona industriale, quando magari a 5 km o a 3 km c'è l'altro attiguo, ecco le voglio dire, faccio sempre l'esempio di San Bonifacio, che a 4 km da San Bonifacio ci sono i municipi di altri 4 comuni. Cioè se lei va a Milano fa 25 km di tangenziale ed è sempre sotto Milano. Quindi, che programma c'è, voglio dire, a proposito? Cioè, allora, intanto quello che è stato mancante secondo me nell'ambito regionale sono state le infrastrutture, quelle grosse, la viabilità. Attendere 20 anni e più per fare 30 km del passante di Mestre è chiaro che significa sì, che ci saranno stati anche dei comitati, non voglio dirlo, però la soluzione, là c'era un ingorgo quotidiano che durava 8 ore tutti i giorni, quindi vuol dire che evidentemente fa anche comodo che ci siano dei problemi, perché poi evidentemente i problemi servono per tenere l'attenzione tutta su questi problemi, anche se poi magari a finirli, a risolverli non ci si impiega tanto. Io sono l'unico comune d'Italia che avrà il centro storico attraversato dall'alta velocità, nonostante che nel 96, quando fui sindaco la prima volta, l'abbiamo messo in fianco all'autostrada. Lei mi deve venire a spiegare perché l'alta velocità a San Bonifacio deve passare per il centro storico. Allora vuol dire che si parla tanto di democrazia, di rispetto dei territori, delle enti locali, dei comuni, e poi ci troviamo con questi dati di fatto dove 3 consigli comunali hanno detto chiaramente, fra l'altro avevamo anche sul piano regolatore messo a suo tempo su un'ipotesi che c'era, che poi è stata cassata, e ci troviamo considerati a questa stregua. Il territorio,
territorio, parliamo di un territorio dove oggi i capannoni sono in vendita, affittasi, mentre prima evidentemente si è cercato di dare a ognuno la sua fabbrica, di farne alla grande, anche perché non dimentichiamo l'ICI, no? Era una fonte di reddito. Fra l'altro vi do un'altra informazione, visto che si è parlato di tasse. Il comune di San Bonifacio nel 2007 ha tolto l'ICI sulla prima casa, un anno prima del governo Berlusconi. In cambio di questo, perché l'ho tolta, non mi hanno dato neanche una lira di rimborso, sapendo che era l'unica tassa federale che potevamo anche ritoccare. Mi scusi, l'ultima cosa, abbiamo abbuonato l'addizionale comunale IRPEF su tutti i redditi inferiori a 10.000 euro, proprio perché riteniamo che un pensionato, 2 persone che lavorano, che pigliano 9.000 euro, non avessero neanche questi 70-80 euro da pagare, perché io credo che queste siano tasse, uso un brutto termine, schifose, no? Perché far sì che uno debba andare praticamente a pagare l'ICI sulla casa dove abita, cioè proprio è una cosa di ville ne avevamo solo 40 che pagavano non più di 500 euro, quindi c'è anche da fare un discorso, dire ma siamo certi che questi siano indici catastali corretti? Ecco, siccome abbiamo ancora 2 ospiti che devono fare le domande, e poco tempo a disposizione, intanto vedevo gli sms che scorrevano, uno era particolarmente curioso, il Veneto non è Italia ma neanche Padania, e quindi aveva una... sono d'accordo. È per quello che glielo sì, vabbè, ma può dare... Elisabetta Mastrosimone, vicepresidente delle Acri di Padova. Sì. L'ho sentita prima davanti a certe risposte. Va bene? No, sorridevamo, scherzavamo. In realtà dal nostro osservatorio proprio le ACLI hanno il loro osservatorio sul sociale, in particolare sulle famiglie e sul lavoro. Dall'intervista di prima abbiamo visto che tanti chiedono anche di provvedere alla crisi che abbiamo in questo momento del lavoro. Ci troviamo dal nostro osservatorio di fronte a un numero sempre maggiore di adulti over 40 con difficoltà di lavoro, cassa integrazione, mobilità, e quindi fra poco ci sarà anche la fine degli ammortizzatori sociali. Con una particolarità in più: alcuni di questi sono immigrati, sono radicati su questo territorio, hanno i bambini a scuola che parlano italiano, che sono integrati con i nostri. C'è una legge Bossi-Fini che, perso il posto di lavoro, li mette in difficoltà. Come pensa di risolvere questa situazione così drammatica, ecco, alla fine del mandato elettorale? Le sue sono 2 domande un po' incastrate una sull'altra. Allora, la crisi è un dato oggettivo, tocca a tutti, e io ho più che preoccupato di chi ha 40 anni, che sicuramente anche 45, e stanno vivendo in questa crisi l'impossibilità di trovare una collocazione. Sono preoccupato perché nei curriculum, visto che sono un manager, cioè sono un amministratore di società private, quindi le vedo anche curriculum, vedere il curriculum di un ingegnere di 35 anni, sposato, con figli magari, che non ha mai lavorato più di un anno in un posto di lavoro stabile, quindi, ma tutti i lavori saltuari, che conosce l'inglese come la lingua madre e che sa usare il computer, cioè dico che c'è qualcosa che non funziona, qualcosa che è stato rotto e che quindi evidentemente non so come possa essere ripensato, ma va ripensato. Le famose case a 200 euro al mese e pagare il mutuo che diventi di proprietà, o 300 euro quella con 2 stanze da letto, avevano lo scopo di creare una coesione, un progetto di futuro, senza che uno ovviamente possa diciamo svenarsi, per così dire, perché le cifre sono queste e sono ancora queste volendo. Allora, io non sono in grado di dirle come si potrà rimettere in piedi quel famoso progetto che aveva la Democrazia Cristiana, che dalla Cula fino al Camposanto era assicurato, diciamolo così, perché questo era un po' il discorso che andava per allora. Io sto solo dicendo che dobbiamo fare i conti con le risorse. Se c'è una crisi così e abbiamo ovviamente anche una immigrazione che non lavora, tanti immigrati, e guardate che non sappiamo nemmeno quanti sono in Italia gli immigrati, perché
adesso ai 4,2 che sono iscritti sull'anagrafe dobbiamo aggiungere almeno 1 milione di domiciliati, che sono quelli che sono iscritti all'anagrafe, e 600-700 mila clandestini. Siamo vicini ai 6 milioni. La domanda quindi, io dico, se c'è la possibilità restano qui, se non c'è la possibilità perché hanno perso il lavoro e mantenerli a scuola, le potrei dire che ho trovato non tanti anni fa, 2 anni fa, e l'ho segnalato alla Palumbo, che è la direttrice didattica regionale, e 45 stranieri clandestini minori che facevano o le scuole materne, frequentavano o le scuole elementari. Ora, se trovo 45 bambini clandestini che non sono all'anagrafe, che però beneficiano, utilizzano 45, che sono 2 sezioni scolastiche, costa 20.000 euro all'anno un posto a scuola, cominciamo a fare sti conti, perché se ne abbiamo tanti, e diversamente sappiamo perché sale il debito pubblico, no? Perché si dice sì a tutti, poi alla fine qualcuno che ha fatto il salto... Interrompo perché siamo proprio alla fine, sono rimasti gli ultimi 2 minuti. Orazio Caruba, giornalista, direttore della scuola di giornalismo di Nobuzzati, ci aiuti a tirare un po' le conclusioni di questa prima puntata? A me ha sorpreso molto il dottor Piccolo, perché l'ho trovato molto informato. Il dottor Polo, mi perdoni, io non ho grande memoria perché data la mia età, mi ha molto sorpreso però la sua pragmaticità nell'affrontare i temi. Molto preparato, con noi non ho avuto la possibilità di preparare né domande né risposte. Io una cosa però brevissimamente gliela voglio chiedere, oltre a fare i miei complimenti. Non c'entro niente, probabilmente non voterò la sua lista, non conosco San Bonifacio bene, però mi hanno convinto molte delle cose che ha detto. Adesso le chiedo una particolare. Lei ha detto che le badanti guadagnano circa 1.100 euro al mese. No, in regola. Quelle in regola? No, parliamo solo di gente in regola, per l'amor di Dio. Sì. Ci sono centinaia di giornalisti che lavorano nella regione che lei dovrebbe amministrare, se glielo auguro sarà eletto, che a quella cifra non arrivano minimamente e che non hanno contributi di nessun tipo. La domanda è semplice. So che la regione da sempre si occupa dei problemi della comunicazione con estrema attenzione, elargisce anche fondi in giro giustamente per sostenere l'informazione. Lei che progetti avrebbe? A me piacerebbe molto venire incontro a quelle centinaia, attenzione, di ragazzi. È un po' corporativo, se mi consente, non sono però corporativo. Stiamo parlando dei giornalisti della regione. No, non sono corporativo perché la regione ha una marea di fondi dedicati a questo, se no non glielo chiederei. Se è libero mercato è libero mercato. Allora... Voi avete dei soldi, li spendete in una certa maniera, non entriamo nel merito. Lei ha intenzione con quei fondi di venire incontro anche a quella marea di persone che sta crescendo sempre di più? Guardi, io le do 30 secondi. Allora, le dico, guardi, nel mio comune, a San Bonifacio, questa nuova amministrazione ha inserito la figura dell'addetto stampa, del sindaco, a 25.000 euro l'anno. Uno in pensione, prossimo pensione perché avrà 60 anni, al che io, che sono diventato consigliere di opposizione, perché giustamente o fai il sindaco o fai l'oppositore, perché è così, ho fatto una domanda, che bisogno c'era di avere un addetto stampa per un sindaco per un paese di 20.000 abitanti? Io non ce l'ho mai avuto, anzi mi scrivo gli articoli, da 25.000 euro all'anno. E lei parla di che non arrivano a 1.100 euro. Cioè, io proporrei... No, non confondiamo adesso, diamo l'impressione... voglio dirle... sto dicendole... Ci sono addirittura, hanno fondato addirittura un'associazione... Ma hanno ragione! Per tutelarsi. Ma hanno ragione! Degli allievi che si avviano agli esami di Stato, che passano tutti attraverso di me purtroppo, perché sono il direttore, guardi, più della metà vivono con 400-500 euro al mese e sono tutte persone laureate, tutte persone che ambirebbero avere un minimo di tranquillità e di mediocrità. Allora io non entro nel merito del suo comune, le chiedo, lei come prossimo presidente si impegna per Siamo proprio arrivati alla conclusione. Sì, allora, la soluzione era questa.
Dovremmo rivoluzionare questo attuale sistema, dovremmo controllare ogni voce di spesa, i conti di ogni ufficio pubblico di questa regione, verificare il lavoro di ogni dipendente pubblico se è veramente produttivo e indispensabile, misurare e confrontare con le altre regioni europee la ricchezza che produciamo, il PIL, i tributi che paghiamo e cosa viene restituito, mettere tutti questi dati su internet, renderli visibili a chiunque, sottoposti a qualsiasi critica, in modo che avremo così dato una risposta all'enigma di chi controlla i controllori. Ecco. Come ho fatto nel mio comune, quindi le voglio dire che se i giovani oggi sono vessati, ho fatto l'esempio di quell'ingegnere che a 35 anni non ha neanche un curriculum, abbiamo rovinato una generazione, questo è purtroppo la nostra colpa, abbiamo noi rovinato una generazione. Siamo arrivati davvero alla conclusione con Silvano Polo, il primo nostro ospite di Governatore per una sera. Ci rivediamo giovedì prossimo alla stessa ora. A tutti i nostri telespettatori, buonasera. Vi ringrazio.